Ma l'Assemblea regionale ha adottato una decisione molto saggia, equilibrata e condivisa. Noi puntiamo come governo a un disegno di legge che non c'era il tempo di approfondire, per carità, di modificare e di adottare, quello della creazione dei liberi consorzi, per come prevede lo Statuto autonomistico, un altro pezzo di statuto importante da realizzare, perché i comuni devono aderire liberamente in base alle omogeneità del territorio, sociali, economiche, culturali, eccetera, al consorzio, piuttosto che vedersi costruite dall'alto, come è capitato da Roma alle province, per quelle che oggi sono le province. Siccome il tempo per approvarlo non c'era, oggi con questo disegno di legge abbiamo indicato le linee come dire, di massima di quella che sarà la legge che dobbiamo approvare, e però intanto con questa legge non si vota a Ragusa e a Caltanissetta e non possiamo non darci una legge. E qui si confronteranno le opinioni, chi vorrà il libero consorzio, chi, mi auguro tutti, vogliono quello che è la parte più importante del nostro disegno di legge, il decentramento dei poteri dalla regione verso gli enti locali. In Sicilia il sistema non funziona e la regione si è sovraccaricata di personale. Quando leggo di assistenzialismo, di clientelismo, dovrebbero sapere anche i nostri interlocutori domani, lo sanno e dovrebbero dirlo, che noi abbiamo bloccato le assunzioni con delibere e poi con legge. Non era mai capitato, credo, nella storia della regione. Oltre che, a proposito di sviluppo industriale, abbiamo eliminato 11 consigli di amministrazione, assemblee, eccetera, di aree di sviluppo industriale che finalmente vanno in liquidazione per istituire un fondo unico. La regione, sovraccarica di risorse, di personale e di poteri, chiaramente è un pachiderma che blocca lo sviluppo della Sicilia. Se tutto questo viene decentrato, devoluto ai comuni e ai liberi consorzi o comunque a un ente intermedio che non solo non deve morire, ma che può e deve svolgere funzioni più impegnative e più importanti, poi si vedrà come leggerlo. Certamente bisognerà ridurre notevolmente i costi, ma lasciarlo così com'è non ha senso. E noi finalmente abbiamo aperto le porte, credo che siamo la prima regione che lo fa, per l'abolizione di un ente che, per carità, svolge funzioni abbastanza limitate, e per la creazione invece di un ente intermedio che, essendo più vicino ai cittadini, non potrà che funzionare meglio. Quindi io dico molto positiva l'iniziativa di oggi.